domenica a chi ci segue da casa e benvenuti ad un nuovo appuntamento con iReporter Sì o No, il format domenicale del gruppo editoriale TV7 che in videoconferenza ci porta ad approfondire tematiche del momento. E oggi il titolo di questa trasmissione è Omotransfobia, sì o no al DDL Zan. Ospiti in videoconferenza per il sì Mattia Galdiolo, che è il presidente dell'Arcigay Padova. Benvenuto Mattia. Grazie, buongiorno a tutti. E invece per il no ospite è Massimiliano Zannini, coordinatore veneto del Popolo della Famiglia. Benvenuto Massimiliano. Buongiorno a tutti. Oggi vi teniamo compagnia con questa tematica che è molto calda. Deve, diciamo, innanzitutto una piccola introduzione. Questo DDL Zan deve il nome al deputato che è padovano del PD che lo ha presentato, Alessandro Zan, e ha suscitato parecchi dissapori sia in politica, sia tra il pubblico, ma anche nel mondo dello spettacolo. Abbiamo visto appunto l'ultimo intervento di Fedez sul palco del 1° maggio, un confronto molto acceso perché è un disegno di legge che è stato approvato alla Camera nel novembre del 2020, poi è rimasto 5 mesi in un limbo a causa sia della contrarietà della Lega ma della contrarietà di altre forze politiche fino al 28 aprile scorso, quando il DDL è stato calendarizzato al Senato in Commissione Giustizia. Al di là del dibattito politico che in questa sede poco ci interessa, veniamo nel merito di questo disegno di legge, un DDL che divide. L'obiettivo sarebbe quello di combattere le discriminazioni e ogni tipo di discriminazione, è così Mattia? Ma l'obiettivo di questa legge è di fare dell'Italia un paese un po' più civile. C'è una parte del paese che è rappresentata nella fattispecie della comunità LGBT, ma non solo, che tuttora vive sulla sua pelle fortissime discriminazioni, fortissime violenze, non solo fisiche, ma anche culturali e verbali. Non c'è persona gay, lesbica, bisessuale o trans che non possa testimoniare sulla sua pelle poche o tante circostanze in cui si è sentita discriminata, si è sentita messa in posizioni di inferiorità, si è sentita anche in pericolo più volte durante la sua vita. Questa legge fa in modo che questa cosa in qualche misura sia arginata, ci siano maggiori tutele, siano posti degli argini soprattutto ad azioni violente e a discorsi d'odio, che in Italia tuttora sono una costante sia online che nella vita di tutti i giorni. Chiunque di noi può testimoniarlo. Omotransfobia e non solo, misure quindi a contrasto della discriminazione e della violenza per motivi, lo ricordiamo, fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, ma anche sulla disabilità. Questo DDL sarebbe un ultimo passaggio, diciamo, di una lotta che va avanti da moltissimo tempo, Mattia. La nostra comunità lotta praticamente da sempre per un maggior spazio di civiltà e maggiori tutele. Diciamo che il movimento LGBT in Italia nasce dagli anni 70, ma le richieste di maggiore rispetto ci sono sempre state. Diciamo che la consapevolezza di aver bisogno di diritti e la conseguente richiesta di diritti è pluridecennale, se non quasi secolare in questo paese. Adesso, dopo una lotta durata molti decenni, siamo finalmente arrivati a una legge che ha delle concrete possibilità di porre dei cambiamenti sia sociali che culturali, sia anche giuridici, perché comunque è una legge che di fatto impone delle aggravanti che già ci sono per altre categorie legate alla razza, per esempio, ma che sicuramente sono giustamente da estendere anche alla comunità LGBT e non solo, appunto, anche la disabilità e il genere sono caratteristiche che di fatto determinano le discriminazioni in questo paese che giustamente vanno poste sotto maggior tutela.
Per molti invece rappresenta un provvedimento molto divisivo, altamente divisivo, una legge che rischia di diventare un tribunale ideologico. È così, Massimiliano Zannini? Sì, diciamo che allora i presupposti sui quali si fonda il DDL ZAN, che ripeto è un DDL, non una legge, quindi per vedere se poi avrà un seguito, sono due fondamentalmente. Il primo, che in Italia esista un'emergenza omofobia, cosa che non è verificata, o meglio, rispetto a quanto è stato asserito poco fa, i dati OSCAD, che è l'Osservatorio contro le discriminazioni, che da 10 anni a questa parte raccoglie i dati sul territorio, evidenziano un numero di discriminazioni, diciamo di atti gravi per quanto riguarda questa, chiamiamola omofobia, che sono, o comunque per atti legati all'orientamento sessuale delle persone coinvolte, un numero inferiore alle 300 persone in 10 anni. Teniamo conto che all'interno di una scuola, un istituto scolastico, abbiamo mediamente 25-30 casi di bullismo ad ogni anno scolastico, e comunque si parla di ogni scuola, quindi voglio dire, la proporzione è assolutamente inesistente. Quindi questi valori che vengono riportati ci fanno capire che l'Italia non è un paese omofobo, è un paese dove c'è comunque il rispetto, e poi si arriva all'altro presupposto sbagliato del DDL ZAN, il fatto che non ci sia già esistente una tutela per quanto riguarda questi motivi che, come diceva prima il Gagliolo, porterebbero, diciamo, a delle discriminazioni. Noi siamo tutti uguali di fronte alla legge. Questo ce lo dice già la Costituzione, e il nostro ordinamento giuridico penale ci dà già abbondanti tutele rispetto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza contro le persone. Anzi, di più, è talmente ben fatto che abbiamo anche quelli che sono i futili motivi, i motivi abietti, per cui nel momento in cui ci fosse, faccio un esempio, io magari mi rivolgo contro Gagliolo dandogli dell'omosessuale, quindi facendo un atto omofobo, compio già quello che è un reato. Se lo faccio assieme ad altre persone, c'è addirittura l'aggravante per questa cosa, perché essendo, proprio si parte dal punto, dal presupposto che essendo tutti uguali davanti alla legge, tutti quanti rispondiamo di quello che facciamo. Quindi siamo già ampiamente tutelati da questo punto di vista. Il DDL ZAN cosa potrebbe portare? Potrebbe portare a quello che è una ghettizzazione stessa della comunità LGBT, che di fatto vuole questa legge, ma non a tutela di tutta quanta la comunità, sono alcuni che la vogliono. Infatti negli ultimi giorni si è sentito un dibattito molto impegnativo che ha visto fratturato addirittura la sinistra qui in Italia, dove di fatto non tutti sono d'accordo su questo DDL, perché fondamentalmente il DDL, per come è strutturato, è una legge pericolosa. Sembra assurdo, ma a distanza di 100 anni da quando è nato il fascismo, questa legge qua ricalca esattamente quelle che sono le leggi che hanno portato la transizione tra quello che è il Regno d'Italia al regime fascista, di fatto imbavagliando la possibilità a chi dissentiva di dire la propria opinione. Ricordiamo che la libertà di espressione è già sancita dalla Costituzione ed è per tutti, quindi per me, per Gagliolo, per la comunità LGBT, per chi non è d'accordo, quindi siamo tutti liberi di esprimere la propria opinione. Il DDL ZAN creerebbe una voragine legislativa nella quale il giudice che si trovasse ad avere in mano una situazione da esaminare avrebbe un margine di discrezionalità talmente ampio da poter creare veramente per delle cose che sono in questo momento qui, come dire, per dei futili motivi, mandare in carcere delle persone. Per assurdo, io parlo come popolo e famiglia perché ovviamente sono referente veneto e ovviamente lo rappresento. Quindi noi che nel nostro simbolo abbiamo la scritta no gender nelle scuole, perché da sempre noi non vogliamo che il gender entri nelle scuole, perché il fatto di parlare di sessualità è una cosa che deve essere, come dire, compito della famiglia. Non possiamo imporre che lo Stato dica cosa insegnare riguardo queste tematiche particolarmente critiche e delicate ai nostri figli. No, lo deve fare la famiglia, non ci deve essere un'ingerenza esterna. Questo è quello che il DDL ZAN porterebbe anche con l'istituzione della giornata contro l'omofobia.
Ecco, un piccolo riepilogo. Zannini dice quindi che è un provvedimento inutile. L'Italia infatti non è, secondo Zannini, non è affatto un paese ostile alle persone Non secondo Giannini, omosessuali. lo dice l'OSCAD, il Ministero dell'Interno, non lo dico io. Non è, Parlo di dati. Ok, e appunto l'Italia dice non è un paese ostile alle persone omosessuali, ci sono episodi di violenza certamente da condannare, ma non sono certo prevalenti. Diciamo che il mondo cattolico si è espresso più volte, anche parlato di episodi più diffusi per quanto riguarda la violenza sulle donne o sui minori. E poi dice Zannini che il DDL Zan può limitare la libertà di espressione. Gagliolo. Allora, intanto, vabbè, ovviamente la maggiore incidenza numerica della violenza sulle donne è dovuta sicuramente a una maggiore attuale propensione alla denuncia, sia al fatto che le donne di fatto rappresentano metà della popolazione, per cui sicuramente la comunità LGBT non può vantare la stessa numerosità. La questione dell'Oscar in realtà è mal posta per come è stata presentata, perché innanzitutto moltissimi atti che possiamo considerare discriminatori o violenti non rientrano in una fattispecie penale, pertanto non sono sottoposte a denuncia. Mi spiego, molto spesso il bullismo omofobico nelle scuole non viene denunciato dalle vittime e molto spesso non è neanche un reato, per cui di fatto determina un clima ostile verso le persone LGBT, ma non determina un reato che possa essere denunciato e pertanto censito dall'OSCAD. Ricordiamo che lo stesso Ministero dell'Interno attraverso l'UNAR ha più volte creato, determinato diciamo, strategie di prevenzione per l'omofobia e la transfobia. Pertanto il Ministero riconosce una problematica e alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e identità di genere. Se poi vogliamo considerare la fattispecie penale dei crimini legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, faccio fatica ad assimilarli ai futili motivi, per un motivo molto semplice. Un futile motivo è episodico e può essere legato a diverse circostanze, fra le più varie, anche appunto banali. Può essere una lite stradale piuttosto che un atto di violenza immotivata. I crimini violenti e le discriminazioni legate all'orientamento sessuale e identità di genere non hanno come vittima solo la persona coinvolta, ma tutta la comunità che si sente più insicura e meno libera di esprimersi. Pertanto la gravità non è generica, non è futile, coinvolge tutta la società civile e pertanto tutta la società civile deve essere coinvolta nella tutela sia delle persone coinvolte, ma anche e soprattutto un'evoluzione culturale su queste tematiche per determinare un maggior benessere collettivo e non soltanto per le persone LGBT. Poi sulla questione se siamo tutti uguali si potrebbe discutere. Moltissime persone, soprattutto transessuali, tuttora per esempio vivono situazioni pesantemente discriminatorie in ambito lavorativo, in ambito sociale. Pertanto diciamo che l'uguaglianza è il percorso da fare, ma dire che tuttora noi siamo tutti uguali è molto difficile da poter sostenere, diciamo, se si va a guardare la società così com'è. Pertanto sicuramente una legge che determini maggiore uguaglianza come è questa è necessaria, ed è necessaria non solo da oggi, ma da molto tempo, per cui sarebbe anche il caso di darsi una sbrigata, come si suol dire. Gardiolo appunto dice affermazioni di libertà di opinione non sono quindi a rischio di essere tacciate di omofobia. No, assolutamente no. No, secondo... assolutamente no, perché addirittura, scusami, la legge stessa pone delle limitazioni a quelle che possono essere le opinioni censurabili, limitandole a semplicemente quelle espressioni che possono determinare un concreto rischio di istigazione alla violenza e alla discriminazione. Pertanto la scritta sulla medaglietta no genere nelle scuole, a parte essere inconsistente dal punto di vista, diciamo, tematico, non rappresenta sicuramente una fattispecie che potrebbe essere censurata. Secondo lei, Gardiolo, è una legge, appunto, molti contestano il fatto che sia una legge discriminatoria perché creerebbe comunque delle categorie protette, oltretutto istituirebbe un reato senza la definizione specifica della fattispecie.
Beh, allora, diciamo che riconoscere maggior tutela a determinate categorie, per esempio razziali, è una cosa che la legge Mancino fa da diversi decenni e mi pare, parlo razziali, ma anche religiose, culturali, pertanto è una legge che è una cosa che la Mancino fa da diversi decenni e non mi pare che la cosa sia mai stata particolarmente problematica, diciamo, non razzista grazie alla legge Mancino. Sicuramente c'è una maggior tutela per determinate categorie, ma questo è necessario perché queste categorie sono maggiormente vittime di reati. Pertanto, come dire, è una legge che nella sua impostazione fa un lavoro sociale necessario. Poi, se vogliamo parlare di definizioni, il DDL Zan si apre con la definizione di quelle che sono le categorie a cui è rivolta. Pertanto definisce quello che è l'orientamento sessuale, l'identità di genere e tutte diciamo, le definizioni che sono necessarie. Lo fa l'articolo 1, pertanto mi pare che dire che sia eccessivamente astratta in qualche modo sia improprio, visto che l'articolo 1, cioè il primo articolo di questo DDL, stabilisce quali sono gli ambiti tematici in maniera molto chiara. Zannini, secondo l'Arcigay, questo disegno di legge porterebbe ad una legge che tutela l'incolumità di milioni di persone e quindi insomma è una legge che a voi fa paura? È una legge sbagliata, e pericolosa. Il problema è questo, la definizione di omofobia, quella che citava poco fa Gagliolo sull'articolo 1 di questa legge, è un nuovo concetto giuridico. Allora, nel momento in cui questa novità viene introdotta, quando già esiste un ordinamento penale che tutela tutte le persone, nulla escluse, nessuna esclusa, per quanto riguarda gli atti che ha anche elencato lì prima, anche se, perché se veramente ce ne fossero così tanti dovremmo avere le carceri piene di queste persone condannate, e invece sistematicamente ogni qualvolta vediamo sui giornali uscire un articolo, ecco è stato un caso di omofobia, è stato un caso che la mamma ha cacciato la figlia di casa perché voleva andare a convivere con un'altra persona dello stesso sesso, queste cose qua, sistematicamente, ed è una cosa proprio, potete contarla, verificarla, nell'arco di una decina di giorni vengono smontati punto per punto e vengono fuori altre problematiche che con l'omofobia o presunta tale non hanno nulla a che fare. La nostra questione qual è? Che l'articolo 4 di questa legge dice esattamente questo. Ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee, con alla libertà di scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori violenti. Che cosa dice questo purché non idonee? Lascia un enorme margine discrezionale al giudice che prende in carico un qualsiasi esame, diciamo un qualsiasi caso in esame, di decidere anche secondo quello che è il suo ordinamento personale, cioè quello che lui pensa, secondo la sua ideologia, di interpretare il fatto di per sé. Quindi, per assurdo, se io, tra l'altro, si parlava prima di identità di genere, no? Come faccio io dall'esterno a capire se la persona che ho davanti, che per me, cioè maschio e femmina, dopo se uno ha la sensazione di avere un'altra, come dire, non dico maschio o femmina, un'altra identità propria, non lo posso sapere perché ne sono state inventate talmente tante, ma io dall'esterno come faccio a saperlo? Per cui mi troverei per assurdo nella condizione di essere, come dire, additato quale semplicemente per poter percepire come dire, interpellati su questa questione, hanno chiarito chiaramente, hanno esposto in maniera cristallina quelle che sono le problematiche. Il giudice che ha in carico di interpretare la legge, che nella peggiore delle ipotesi porta al carcere, nella migliore delle ipotesi può portare in tribunale una mamma, una persona che non ha mai avuto contatti con la giustizia, pertanto magari per una frase detta in casa, della quale non conosciamo il contesto, semplicemente questa legge può permettere a questa persona, a questa mamma, di finire in tribunale. Ma questo, attenzione, non sarebbe la prima volta, lo sarebbe forse qui in Italia, ma in altri stati dove ci sono già leggi analoghe al DDL Zan, abbiamo già una collezione di atti che ci dicono che delle persone sono state portate in carcere e sono state denunciate per aver cercato di dire la propria opinione.
l'esempio di pochi giorni fa, non entro nel tema religioso che è stato citato prima, perché quando si tratta di religione, stavo parlando di legge e di uguaglianza davanti a tutti. Un pastore inglese, evangelico, ha citato quello che è un versetto della Bibbia dove di fatto parlava del maschio e femmina, e comunque la coppia che genera è maschio e femmina per forza di cose, ce lo dice la biologia. Bene, per questa cosa qua è stato portato in carcere. Adesso, questa persona a 75 anni capirà che razza di situazione. Per aver citato un versetto, cioè ci rendiamo conto già dai paesi che hanno, come dire, che si ritengono avanzati perché hanno un certo tipo di legge, quale il DDL Zan vorrebbe essere, dove si va a finire. Stessa cosa in Canada, dove di fatto un papà di famiglia che cercava di difendere la figlia nel cambio di una transizione di sesso, figlia minore, in un contesto familiare disagiato, ok, è finito in carcere. E anni fa, 5 anni fa, in Spagna, stessa cosa, un vescovo ha citato una parte della Bibbia che parlava proprio della generazione, e di fatto anche lui è finito denunciato. Poi questo caso si è esaurito in una bolla di sapone perché purtroppo questa persona qua che è stata denunciata, questo vescovo, è morto. Okay? Ma questa cosa ci fa pensare che dove c'è un DDL Zan in un altro stato, i pericoli ci sono e sono molto molto grandi. Qua siamo su una legge che vuole tappare la bocca alle persone per far entrare all'interno delle scuole, perché questo dopo è lo scopo finale, quello di poter portare all'interno delle scuole dei criteri per quanto riguarda il maschio e femmina, quindi l'ideologia di genere, senza che le famiglie possano poter dire qualcosa. E questa cosa è sbagliata, perché la prima agenzia educativa dei nostri figli è la famiglia, non lo Stato e tantomeno la comunità LGBT. Zanini dice che questa legge rende l'applicazione di questa legge sarebbe molto incerta e affiderebbe all'interpretazione del giudice poi effettivamente la stessa applicazione. Galdiolo cosa risponde? Allora, un passo indietro. In questo paese ognuno può dire quello che vuole, salvo poi assumersi le responsabilità di quello che dice. Okay? Questo vale per chiunque. Per esempio, la professione giornalista, per dire, si presta sicuramente a dei paletti anche di interpretazione, a dei paletti normativi per cui non si può diffamare, non si può insultare, non si possono dire cose false su qualcuno. Pertanto la libertà di espressione di fatto c'è in questo paese ed è garantita dalla Costituzione, salvo poi non dire delle cose che possono essere diffamatorie, oppure nel caso specifico della legge Zan, incitare concretamente a compiere dei reati o delle discriminazioni verso le persone LGBT. Questa è un'interpretazione, come dire, che dà un margine di interpretazione alla magistratura molto limitato, perché più di dire, come dire, il testo è molto chiaro, più di dire che l'incitamento a compiere dei reati deve essere fattivo e concreto, come dire, non mi pare che ci sia margine di discrezionalità così enorme, se non quello che già c'è, perché la magistratura di fatto può interpretare la legge. La magistratura, oltretutto, negli ultimi anni ha dato delle interpretazioni di questo tipo di articoli molto restrittive, nel senso che difficilmente qualcuno, anche quando diciamo le espressioni erano molto forti, anche molto, molto aggressive, è mai finito in galera per quello che ha detto. In questo paese non è mai successo negli ultimi, credo, 50 anni. Per cui dire che si può finire in galera per quello che si è detto per via del DDL Zan mi sembra quantomeno un'interpretazione fuori dalla realtà. Poi, come dire, è chiaro che ci sono delle espressioni che a mio avviso dovrebbero essere quantomeno non dico censurate, ma biasimate socialmente. Io ho un ricordo molto chiaro del sindaco di Treviso Gentilini che invitava la pulizia etnica dei culattoni, giusto per riportare le parole letterali. Ora, io non credo che Gentilini per quelle parole debba finire in galera, ma che quantomeno deve essere socialmente biasimato, sì. Questo io credo che il DDL Zan, non dico che ponga un limite a queste espressioni, perché sicuramente Gentilini non prenderebbe neanche una multa per quelle parole, neanche col DDL Zan, ma quantomeno culturalmente pone un limite, e per il benessere non solo delle persone LGBT, ma di tutti quanti questo è necessario.
E poi Io credo che... scusami Mattia, ma anche Prego. Zannini ha parlato di un obiettivo che secondo lui è all'interno del DDL Zan, è quello di entrare nelle scuole. Tu cosa ne pensi? Ma io credo che dovremmo limitarci alle cose reali, alla fantascienza, e lasciarla ad autori più Fantascienza. qualificati. Dire che DDL Zan vuole colonizzare le scuole mi sembra quantomeno molto lontano dalla realtà. L'unica cosa, ma come dire, non lo dico io, lo dice la legge, la proposta di legge, è quella di istituire una giornata mondiale contro la giornata mondiale contro l'omofobia come evento da organizzare, non obbligatoriamente peraltro nelle scuole, oltretutto senza maggiori oneri dallo Stato, per cui senza un finanziamento dedicato, per cui sicuramente non sarà niente di particolarmente coercitivo, ma io credo che sia necessario educare le persone e soprattutto i giovani a rispettare gli altri a prescindere dal loro orientamento sessuale e identità di genere. Non credo che sia neanche immaginabile un tentativo di colonizzazione balcanica di un'istituzione come quella scolastica. Credo che però sia necessario che la scuola educhi alle differenze e al rispetto delle differenze. Questo sicuramente sì. L'ultima risposta a Zannini, perché siamo verso la chiusura della trasmissione, e poi vi chiederei di elencare in 30 secondi il perché del sì e perché del no al disegno di legge Zan. Zannini, l'ultima risposta a Galdiolo. Ma per quanto riguarda questa cosa dell'ideologia di genere portata nelle scuole, che secondo Gagliolo sembra una cosa che non c'è, in realtà sono già anni che sta entrando nelle scuole questa cosa. Sono almeno 5 anni che qua, anche nel territorio veneziano, erano subentrati dei libricini dove di fatto si veniva a dire che due maschi e due femmine potevano avere un figlio. Ecco, sul concetto che un maschio e una femmina possono avere un figlio, questo è un dato di fatto, lo dice la biologia, siamo tutti d'accordo. Nel momento in cui io dovessi dire che però due maschi e due femmine non possono avere un figlio perché la biologia è questa, io potrei essere denunciato e finire anche in carcere per quanto riguarda l'applicazione No. di DDL Zan. Questo è quello che può succedere. Bisogna guardare avanti. Io l'invito che posso fare agli ascoltatori in questo momento qua, e che mi sento di fare, è di non ragionare in termini di adrenalina e di dire andiamo meccanicamente come dire, a sostenere un DDL del quale non si conosce neanche il testo, ma l'invito è proprio di leggerselo bene, di verificare anche con delle fonti quelle che sono attendibili. E io sto parlando, quando parlavo prima del fatto che il giudice può interpretare, non lo dico io in quanto Massimiliano Zannini, perché non sono un giudice, non lo può dire Gagliolo perché non è un giudice neanche lui, ma si parla di magistrato. Vi invito a leggere un'intervista di Alfredo Mantovano, proprio di qualche giorno fa, dove di fatto parla in maniera esplicita, e lui è un giudice attivo che sta operando in questo momento, per cui cioè, è uno che sta dentro la mischia, diciamo così. È chiarissimo da questo punto di vista, è chiarissimo. Zannini, le Andate chiedo a di prendere questa stringere la documentazione, l'invito è conclusione proprio quello di documentarsi. Le chiedo di stringere la conclusione e poi in 20 secondi massimo di riassumere il perché del no al DDL Zan. Ecco, ve lo riassumo subito. Il DDL Zan è una legge liberticida, fatta per tappare la bocca a chi dissente con chi l'ha voluta. Non ultimo il senatore Zan, che non si è mai reso disponibile a un confronto pubblico con chi non la pensava come lui. A questo punto io lo invito anche a un confronto, se non con me, magari con il nostro presidente nazionale Mario Dinolfi, però che ci possa essere, come dire, un dibattito aperto. Ecco, l'invito è quello di non supportare questo DDL perché non va nemmeno emendato, va proprio affondato, perché è una legge sbagliata e di stampo fascista. Ho concluso. Galdiolo. Allora, questa legge è necessaria per tutelare non solo le persone direttamente coinvolte, che sono le persone disabili, ma anche appunto soprattutto la comunità LGBT, le donne e chi in qualche modo si riconosce in questa comunità. È necessaria perché di fatto i crimini d'odio in questo paese sono un'emergenza nazionale, sono un'emergenza culturale ed è necessario fare un passo in avanti verso un paese più civile, verso soprattutto un paese in cui tutti quanti ci possiamo sentire veramente liberi di essere noi stessi, di esprimere la nostra identità e i nostri affetti. Pertanto io vi invito a leggere questa proposta di legge, a leggerla senza pregiudizi
e in qualche misura a farsene carico, sollecitando i parlamentari a discuterne. È necessario sicuramente che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia assolutamente uno strumento che fornisca ambiguità interpretative, quindi insomma, come diceva anche Zannini, è importante dialogarne. Io ringrazio i miei ospiti, grazie Mattia Galdiolo di essere stato con noi e grazie a Massimiliano Zannini del Popolo della Famiglia Veneto. Grazie. E Mattia chiaramente dell'Arcigay di Padova. Io ringrazio anche i nostri telespettatori che ci hanno seguito da casa e li invito a continuare a seguirci e rimanere in compagnia dei nostri programmi.